Svolta per l'Università di Agrigento, l'Assemblea dei Soci ha eletto l'economista Pietro Busetta come nuovo presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario Agrigentino. L'insediamento del nuovo amministratore delegato è previsto per gennaio 2018, in occasione del primo Consiglio di amministrazione subito dopo le feste. Tante le riconferme tra i membri del Consiglio, tra le quali quella dell'agrigentino Giovanni Di Maida, che continuerà a mantenere il suo incarico di vicepresidente con le deleghe agli affari generali, della gestione del personale e del contenzioso. Il professore Busetta, lo ricordiamo, è un uomo molto apprezzato sia in ambito accademico, è professore di statistica economica, sia in ambito politico, fu assessore al bilancio dal 2007 al 2009. Una virata importante per la città dei Templi e per la sua struttura universitaria. Sentiamo l'opinione del primo cittadino, Lillo Firetto. Sì, siamo passati dalla gestione buona che è stata quella di Gaetano Armao, che ha un uomo di visione, a quella passeremo di Busetta, che è un economista molto conosciuto, è presidente della Fondazione Curella, quindi un bel rapporto anche col mondo privato, con le istituzioni private, ed è anche un componente dello Svimez, per cui ci muoviamo lungo un crinale che è di figure di altissimo profilo. D'altronde l'università e una città come Agrigento ha bisogno di questi profili.